molteplice, molto sante di Gesù, convide, speri loro. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei Una striscia di cartone ondulato fungeva da arco, 2 pezzi di cartone rigido da colonne, una striscia di cartone pressato da balaustra. Ultimata la trabeazione, davano di piglio a un buon paio di forbici e procedevano alla decorazione con la cartavelina. Cartavelina multiuso. Con essa decoravano la volta, le colonne, la balaustra, il fondale. Tappezzavano la parete tutta intorno, intagliavano festoni, frange, nappe, bandierine giallorosse, bandierine tricolori. All'interno della cappelluccia ponevano alla fine il santo elevato agli onori degli altarini. La scelta variava di stagione in stagione, a seconda delle festività liturgiche, ma il più delle volte bastava possedere un'immagine ricevuta nel corso di una funzione religiosa perché si provvedesse a erigere un'edicola.